Avvocato, mi scusi, ma rispetto alla presunta aggressione, come si sono difese le donne? Allora, su questa cosa non posso rispondere in questo momento, nel senso che noi sappiamo quello che è stato dichiarato nell'imminenza dei fatti, in realtà senza nessuna assistenza di difensore, in un contesto anche che non era poi così adeguato, perché entrambe sono state portate al pronto soccorso perché avevano riportato delle lesioni nella colluttazione, erano sotto farmaco, sotto antidolorifici, e quindi hanno rilasciato delle dichiarazioni che in realtà poi adesso andranno valutate e sono in ogni caso poi da confermare o smentire nella prosecuzione del processo. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Patrizia Armellin e Angelica Cormani, le due donne accusate di aver ucciso Paolo Vai nella sua abitazione di Vittorio Veneto. Ascoltate dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Treviso, la dottoressa Piera De Stefani, hanno fatto scena muta. In attesa dell'autopsia prevista per mercoledì prossimo, la compagna del 57enne e l'amica resteranno in carcere. I legali hanno chiesto intanto la revoca della custodia cautelare. Abbiamo chiesto la revoca della misura cautelare e in subordine una misura meno afflittiva rispetto al carcere. Dobbiamo avere il tempo anche di reperire la documentazione che attesti, almeno per quel che riguarda l'Armellin, delle condizioni di salute che potrebbero giustificare una misura diversa rispetto al carcere, l'incompatibilità col carcere. E lo stesso anche per la Cormaci. Resta da chiarire il movente che ha portato al tragico epilogo. Angelica Cormari, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ammesso di essere stata lei a colpire alla testa Paolo con il bastone di legno al culmine di una lite. L'uomo era ubriaco e avrebbe cominciato a discutere con Patrizia per poi aggredirla. Si scava anche nel passato dei tre che vivevano sotto lo stesso tetto. Le due si sarebbero conosciute su Facebook per poi trasferirsi 6 mesi fa a Vittorio Veneto, dove poi sarebbe cominciata un'amicizia stretta, tanto da chiamare la compagna della vittima mamma. Dunque restano avvolti da numerosi misteri l'omicidio di Paolo Vai, dalla natura economica, per una rendita che aveva ereditato dalla famiglia o forse da una reazione spropositata dell'uomo che avrebbe spinto le donne a difendersi dall'aggressione. Ultima ipotesi a cui non crede il magistrato per le modalità usate per uccidere l'uomo, colpito con un bastone e soffocato con un cuscino fino a farlo morire.